Mister Angelo Tomasello vince il Bagheria, una vittoria importantissima questa con il San Vito da Capo, molto sofferta in un primo tempo in cui avete subito due occasioni, è arrivata anche la terza del San Vito, un secondo tempo invece da squadra vera, con grande spirito di squadra, con grande grinta. Le chiedo cosa ha detto ai ragazzi a fine primo tempo per farli entrare con un'altra squadra, con un altro piglio e poi vince la partita. No, vabbè, ma al di là di tutto, dico, le difficoltà del primo tempo ci stanno. Io dico che questa è una vittoria del gruppo perché ci siamo presentati a questa partita con delle defezioni importanti che non sto qui ad elencare, una difesa del tutto inedita, inventata e dico, e chiaramente all'inizio un po' di, come dire, di nostre certezze mancavano, però i ragazzi sono stati bravi, hanno saputo soffrire. E sono contento perché in queste occasioni, diciamo, quando poi anche chi gioca meno riesce a dare un contributo importante, si riesce a ottenere una vittoria in una gara così importante dal punto di vista, diciamo, dello scontro con una diretta concorrente. Sono veramente contento per tutto il gruppo e sicuramente questo ci farà lavorare ancora meglio. Anche perché venivate da una sconfitta pesante, diciamo con 4-1 con Licata, è comunque una delle favorite di questo campionato di eccellenza, però insomma era importante invertire questo trend. Adesso come arriva il Bagheria alla trasferta di Marsala? Ma arriviamo bene, nel senso che dopo 3 partite, aver vinto le due partite in casa, aver perso a Licata, io penso che tutto l'ambiente ci avremmo messo tutti la firma. Per cui andiamo avanti, consapevoli che stiamo facendo un buon lavoro, andiamo a affrontare ora martedì e domenica prossima andiamo a affrontare un'altra big di questo campionato dopo il Licata e quindi proveremo a giocarci le nostre carte con la serenità di chi sa che fino ad oggi ha fatto il suo. Sì, loro una buona squadra attrezzata, già noi lo sapevamo che comunque oggi era difficile. Tutte le partite contro tutti gli avversari in eccellenza è una bella categoria dove pure quando giochi con quelle che si trovano più in basso in classifica devi sempre lottare. Sicuramente noi oggi avevamo degli indisponibili, degli infortunati, però questa è stata l'ennesima dimostrazione che in questo gruppo tutti sono sempre al posto giusto, al momento giusto, tutti ci facciamo trovare sempre disponibili per il mister e questo è importante perché comunque sa che può contare su 22-23 ragazzi. Tra l'altro, come hai detto tu, siete un gruppo giovane e che adesso ha 6 punti in classifica in 3 partite, considerando che la scorsa c'è Silicato che è una squadra fortissima, una delle favorite. Ti chiedo come si prepara la prossima partita perché siete in trasferta a Marsala, una trasferta molto complicata, e poi cosa vi ha detto Tomasello a fine primo tempo per farvi entrare in campo così bene, così grintosi? Sicuramente il Marsala, lo sappiamo, è una delle squadre che deve lottare per poter aggiudicarsi il campionato. Si prepara come tutte le partite, l'ho detto poco fa, quando giochi con qualsiasi avversario in questa categoria devi dare sempre il massimo. Quindi la prepari sempre con la stessa concentrazione, determinazione. Noi vogliamo andare lì, vogliamo dire la nostra come abbiamo sempre fatto in queste partite. A fine primo tempo il mister sicuramente ci ha dato quella carica, ci ha spronato perché sapevamo quanto oggi potesse essere importante portare i 3 punti e ci siamo riusciti, siamo stati bravi, fortunati, però l'importante era raggiungere i 3 punti e l'abbiamo fatto.